Era l'ultima sosta lunga della Serie A femminile, prima del rush finale del massimo campionato di calcio femminile italiano. Nel pomeriggio al Marco Polo di Vittorio Veneto è salita la squadra del Padova, per un'amichevole voluta dai tecnici per aumentare i ritmi in vista degli ultimi impegni stagionali. Assegno per le rossoblù Greta Ponte. Dopo questa amichevole di oggi contro il Padova, 1-1 al finale, che indicazioni hai avuto di oggi, visto anche che mi hai detto che in settimana avete caricato un po'? Sì, dire il vero, è 2-3 settimane che carichiamo un attimo, anche perché noi dobbiamo farci trovare pronto per lo sprint finale, queste ultime 6 partite, per vedere se riusciamo a salvarci. E oggi il test è stato importante perché ho fatto 2 squadre a me interessava solo mettere minuti nelle gambe in modo da farci trovare pronti fra qualche settimana. E proprio che indicazioni hai tratto? Ma abbiamo fatto delle cose abbastanza buone, delle trame di gioco abbastanza buone, solo che le ragazze avevano le gambe pesanti, quindi qualche passaggio, qualche corsa in meno non l'hanno fatta. Comunque a me è andata benissimo. Ho provato anche 2 o 3 dell'Under, che sono ragazze interessanti, che crescono bene, come tutta l'Under d'altronde. E bene, adesso vediamo questa settimana di prepararci al meglio, che arriva la Fiorentina, che è una squadra tosta. Ricordiamo l'andata che abbiamo preso una bella bastonata e da là siamo ripartiti, ci è servita e speriamo di far bene. Ci sono queste ultime giornate da fare, non ci saranno più pause da qui alla fine. Sì, abbiamo 2 partite subito toste, Fiorentina e Verona, che sono fra le prime 3-4 della Serie A. E cerchiamo di fare il meglio, il possibile con queste 2 squadre, poi dobbiamo farci trovare pronti già dal 30 di aprile, che abbiamo scontro diretto sul Tirol, e a seguire tutti gli altri sconti diretti, le ultime 4 praticamente. Grazie, mister. Grazie e buonasera a tutti.